Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo venerdì 21 giugno per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. C'è davvero tanto di cui dobbiamo darvi conto. Possiamo vederlo anche dall'Ansa.it, è la notizia di cui tutti parlano. Fra poco ci collegheremo con Altavilla Vicentina. Roberto Baggio, il campione Roberto Baggio, rapinato in casa durante Spagna-Italia. Ieri sera durante il secondo tempo, ora va superata la paura, dice grazie per l'affetto. Entreremo chiaramente nei dettagli di questa vicenda. Vi posso solo anticipare che l'ex calciatore è stato rapinato e ferito da alcuni malviventi proprio all'interno della sua abitazione, dove sarebbe stato sequestrato anche per una quarantina di minuti. Si trovava con la famiglia, stava guardando per l'appunto la partita degli europei, Italia contro Spagna, quando appunto è accaduto l'inferno, e lui stesso poi è stato portato anche al pronto soccorso, è stato ferito con il calcio di una pistola. Insomma, veramente una serata di autentico terrore ad Altavilla Vicentina. Fra poco ci collegheremo con la nostra Luisa Bertini, ma non solo, andremo anche a Padova, dove c'è dolore, ma non solo, anche shock per la scomparsa di Vera Slepoi. La psicologa Vera Slepoi, la conoscete tutti, è stata nostra ospite tantissime volte, una forse delle psicologhe più note a livello nazionale, è morta nella notte probabilmente a causa di un malore. Anche qui ci collegheremo con Chiara Gaiani, che ci darà tutti i dettagli di questa terribile notizia. Ma la cronaca è davvero tanta e ci porta in questo momento a Venezia dalla nostra Ilaria Marchiori che si trova con Simone Merlo. Si è appena conclusa la conferenza stampa del procuratore Bruno Cherchi, perché è stata chiusa l'inchiesta sulla strage del bus di Mestre, e Ilaria ha per noi tutti gli aggiornamenti. Buongiorno Ilaria. Buongiorno a te Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. Si è proprio appena conclusa la conferenza, come hai anticipato poco fa, qui in procura con il procuratore capo Bruno Cherchi, che ci ha voluto rendere noti gli esiti delle perizie che stavamo tra l'altro aspettando da tempo. L'ultima, lo ricordavamo proprio anche ieri, era stata depositata dal superperito che si era occupato della cavalcavia, l'ingegner Migliorino detto il Mastino, ed era stata depositata lo scorso 28 febbraio. Ma veniamo a quanto ci ha detto il procuratore Cherchi. Allora, la questione è questa: è stato accertato che si è rotto il perno di giuntura che collega il volante alle ruote, fondamentalmente il perno dello sterzo. Dunque questa è l'ipotesi più probabile, l'ipotesi più accreditata, che ha portato poi l'autista del mezzo a perdere il controllo. L'autista, lo ricordiamo, Rizzotto, anche lui ha perso la vita insieme alle altre 21 persone. Ricordiamo 14 sono ancora ferite, la bimba che è ricoverata è ancora in gravi condizioni. E ora ha detto il procuratore quello che è da capire, il perché si sia rotto. È stato effettuato un controllo anche sui materiali, i materiali sono idonei, quindi nulla di anomalo nell'utilizzo del materiale per la costruzione di questo perno e degli altri pezzi, però bisogna capire perché si sia rotto. È stato fatto un confronto anche con l'altro perno, proprio per cercare di capire dove sia stato l'inghippo, e quindi questo verrà chiarito. In seconda battuta poi c'è un'analisi da fare anche per quanto riguarda le barriere comunque vetuste, obsolete, barriere inadeguate, ha detto il procuratore Cherchi, ma per quanto riguarda questo aspetto bisognerà ora capire quali saranno gli sviluppi giuridici, se effettivamente la responsabilità sia sola in questo guasto meccanico o se poi la questione delle barriere abbia fatto il resto. Gli indagati al momento, lo ricordiamo, sono sempre gli stessi, e un'altra perizia che era stata eseguita è stata quella del sovraccarico sul perno, quindi può esserci stato proprio anche un
sovraccarico. Insomma, ora che si è chiusa questa parte, bisognerà farla collaborare con quello che sarà invece l'aspetto giuridico, e quindi al via il processo e si capirà che cosa sia accaduto effettivamente. Il procuratore poi ha voluto porre l'attenzione su un altro aspetto. È stato esaminato un filmato della scatola nera in cui è accertato che l'autista non stava utilizzando il cellulare, era attento alla guida, quindi nessuna responsabilità in tal senso. Per quanto riguarda l'ipotesi di un malore, ne avevamo parlato già i mesi scorsi, non c'è stato alcun malore, però il procuratore, per quanto riguarda questo video della scatola nera, è stato molto chiaro di non diffonderlo, di non pubblicarlo qualora se ne riuscisse a venire in possesso, perché ovviamente è segretato, però si è proprio appellato perché quello che si vede sono immagini davvero strazianti. Queste proprio le parole che ha usato il procuratore, perché riprendono i momenti poco prima e poi quelli della caduta, con tutte le urla che possiamo immaginare ci fossero in quei pochissimi secondi. Ricordiamo che c'erano anche molti bambini all'interno del mezzo, molte persone in quel momento erano anche assopite, qualcuno stava anche dormendo perché tornavano comunque da una gita che avevano fatto in laguna, e quindi non tutti erano attenti, però in quei momenti in cui il mezzo è caduto, è precipitato dalla cavalcavia superiore di Marghera, si sono risvegliati, e il terrore che si sente in che è stato registrato dalla scatola nera è palpabile. Quindi il procuratore si è appellato anche a questo. Ricordiamo che ieri invece c'è stato appunto il sopralluogo dell'ingegner Migliorino, detto il Mastino, per dissequestrare l'area. Sono stati tolti i pezzi arrugginiti di guardrail e parapetto e si è iniziato a procedere con la sostituzione di quelli nuovi per mettere tutto in sicurezza e con appunto pezzi nuovi. Questo è quello che è emerso dalla conferenza che si è conclusa da poco qui in procura. Ora non resta che attendere quelli che saranno gli esiti del processo, che non sarà un processo breve. Se non ci sono domande, Christian, io qui da Venezia restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria, grazie davvero per tutti questi aggiornamenti. Fra poco saremo in grado anche di farvi sentire la voce di Bruno Cherchi. Grazie a Ilaria Marchiori e Simone Merlo per la parte tecnica. Fra poco tra l'altro andremo a Altavilla Vicentina per la rapina in casa nella villa di Roberto Baggio. La nostra Luisa Bertini ha raccolto anche delle testimonianze, quindi fra pochissimo davvero ci collegheremo con Altavilla Vicentina. Ecco, queste sono le immagini, grazie alla regia di Alessandro Granziera con Mattia Pizzaia. Ieri sera in questa casa è stato il terrore, è stato l'inferno, ma appunto poi vi racconteremo tutti i dettagli con la nostra Luisa Bertini. E a proposito di furti, anzi la vedo collegata, c'è Luisa Bertini, perfetto. Allora andiamo subito da Luisa Bertini per quella che è la notizia del giorno. Luisa, buongiorno. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Una notte di terrore qui ad Altavilla Vicentina, nella villa dell'ex campione Roberto Baggio, villa che vedete alle mie spalle, al momento presidiata sia dai carabinieri sia ovviamente da tutti i colleghi che arrivano da tutta Italia, perché è una notizia che ha fatto scalpore ovviamente a livello nazionale. Notte di terrore, 40 minuti di terrore in cui i malviventi sono entrati, c'è stata una breve colluttazione con Roberto Baggio, che è stato colpito con il calcio di una
pistola e poi sono stati chiusi all'interno di un locale. I ladri hanno fatto razzia di ori e gioielli, poi sono scappati e ovviamente l'intervento dei carabinieri di Vicenza che al momento ovviamente stanno conducendo le indagini. Fondamentale sarà anche l'apporto delle telecamere della videosorveglianza. Io al momento sono in compagnia insieme a Carlo Dalla Pozza nella veste non di ex sindaco ma nella veste di vicino di casa di Roberto Baggio. Insomma, avete avvertito qualcosa, avete sentito qualcosa? No, diciamo che la località di Valmarana, la parte diciamo collinare di Altavilla, è caratterizzata da queste villette che sono un po' isolate, sono di pregio anche per quello, e quindi non danno la possibilità di avvertire questa effrazione, pur essendo stata una vera e propria spedizione, perché con 5 malviventi è una task force non indifferente. Ecco, qua diciamo che non siete abituati se non a piccole effrazioni. Sì, effettivamente, un po' perché abbiamo una dotazione di forze dell'ordine adeguata, un po' perché abbiamo un sistema di telecamere molto sofisticato, probabilmente anche finora la delinquenza di questo tipo si era tenuta lontana, mentre qualche episodio di piccola criminalità, qualche effrazione si è registrata, ma non certamente di queste dimensioni, anzi molto al di sotto. Ecco, oggi è il momento anche della solidarietà nei confronti di un campione che è un po' il simbolo per voi, il simbolo di questa cittadina, oltre che ovviamente campione simbolo del calcio. Sì, Roberto Baggio è un grande campione, ha una caratteristica che è anche quella per cui ha scelto questo posto, di essere molto riservato. E noi abbiamo sempre rispettato questa sua riservatezza, questa sua esigenza, però ecco, la comunità, io penso, è molto vicina a Roberto Baggio, che considera un suo concittadino a tutti gli effetti e anzi un faro per il nostro paese, come per la notorietà e anche per la fama che lo contraddistingue. Ecco, adesso dalla villa di Roberto Baggio io vi lascerei guardare anche quello che è il commento e la vicinanza di tutti i cittadini, ovviamente, che sono rimasti sotto shock e che esprimono ognuno la propria solidarietà al campione e alla famiglia. Il servizio è linea allo studio. È un grandissimo campione Baggio, è il mio preferito fra l'altro, perché ha giocato anche a Firenze. Guardi che i fiorentini per voler bene a una persona ce ne vuole. Quindi c'è dispiacere per quel che Mi è dispiaciuto moltissimo. D'altra parte viene da reagire distinto. Lo vede raramente, però è un grande campione a cui tutti sono affezionati. Beh, certo, sì, tutti. Siamo tutti affezionati perché è un nostro vicentino, anche se ha fatto poco nel Vicenza perché è stato richiesto subito e quindi... Però è un simbolo. Ce l'hanno portato via e quindi... ma è sempre un grande campione per noi. E quindi tutta la cittadinanza esprime un po' la vicinanza anche per quello che è successo? Sì, certo, anche se non sono informato bene perché non lo so, però insomma la vicinanza in queste cose sempre. Conoscete Baggio, che è un po' il simbolo di questa cittadina? Sì, certo, lo conosciamo. Ogni tanto viene in negozio. E lei ha saputo stanotte cosa è successo? Sì, ho saputo e ci dispiace molto perché è una cosa brutta che è successa in paese. Ecco, e cosa vi sentite di dire alla famiglia, visto che oramai sono anche amici? Ma che ci dispiace molto e che speriamo non succeda mai più una cosa del genere e che gli siamo vicini. Lui è molto carino, molto cortese, io abito alla Perara, lui viene spesso alla Sagretta della Perara e era ospite anche nei giorni precedenti. Ecco, anche a me dispiace molto e spero insomma che non succedano più queste cose. Mandiamo un abbraccio a tutti.
Per voi qui lui rappresenta proprio il simbolo, oltre che dell'Italia in termini calcistici, ma proprio il simbolo di Altavilla. Sì, esatto, è uno di noi, diciamo così, quello sì. Assolutamente, dispiace perché comunque fa parte, insomma, della comunità di Altavilla Vicentina, quindi siamo vicini, dispiace perché comunque lui si è sempre dimostrato umano con tutti i tifosi che vanno dietro la porta a bussarli, quindi ovviamente dispiace ancora di più dal punto di vista umano, ecco. Quindi un grande abbraccio a lui e a tutta la famiglia. Lei tiene il codino proprio per omaggio a Roberto Baggio? Sì, esatto, sì, perché è stato un mio idolo. Anch'io giocavo a calcio e mi dispiace che è successa questa cosa. Spero che stiano tutti bene. E poi tra l'altro voi qui lo vedete spesso anche alle sagre o alle iniziative per i bambini. Lo vedo passare in macchina, sono stato anche a casa sua, ma ecco, spero che non gli sia successo niente e che insomma, per quel che sono i soldi che lasci perdere, insomma, che non sia successo niente. Questo l'abbraccio collettivo di Altavilla Vicentina al campione Baggio. Questa è l'apertura del Corriere della Sera online, rapina nella villa di Baggio, tutta la famiglia sequestrata a 40 minuti, l'ex calciatore picchiato dai ladri, aggressione fulminea. Ne parlano ovviamente tutti anche a livello internazionale perché Roberto Baggio è uno dei più grandi campioni di calcio e il fatto anche che la rapina sia avvenuta mentre l'Italia giocava contro la Spagna in quella villa che avete visto anche nelle immagini, insomma una vicenda davvero sconcertante e preoccupante. L'altra notizia del giorno che vi abbiamo dato in apertura è la scomparsa prematura, improvvisa di Vera Slepoj, un volto notissimo da decenni. Vedo collegata la nostra Chiara Gaiani da Padova. Chiara. Sì, Cristian, buongiorno ai telespettatori. Una notizia che ha colpito la città del Santo, città di adozione di Vera Slepoj, nata nel veneziano a Portogruaro dopo la laurea nel 1977. Qui nella zona in cui ci troviamo con il collega Federico Cibotto viveva da moltissimi anni, tra l'altro insomma ricoprendo anche un ruolo all'interno dell'amministrazione provinciale a cavallo tra lo scorso secolo e i primi anni 2000 fino al 2004. Proprio come assessore alla cultura e al servizio sociale. Un legame davvero profondo quello con la città del Santo di Vera Slepoj, che davvero ha bisogno di poche presentazioni. Una notizia che ha colpito molto anche noi, anche la nostra redazione di Padova. L'avevamo incontrata non più di 2 settimane fa in occasione delle elezioni per un commento davvero lucido, perché straordinariamente lucida era la sua analisi che spaziava dalle relazioni affettive a quello che stava appunto accadendo nel mondo e in particolare in Italia in questo momento. E allora vi leggo 2 tra i primissimi commenti, ma siamo sicuri che durante la giornata, perché questa notizia si sta diffondendo davvero rapidamente, ne arriveranno altri. Quello del sindaco di Padova, Sergio Giordani, che dice: ci mancheranno il suo entusiasmo e la sua simpatia, così come la capacità di trattare in modo chiaro e divulgativo temi importanti come quelli delle relazioni affettive. Anche il sindaco di Treviso, presidente di ANCI Veneto, porge le sue condoglianze alla famiglia dicendo: la seguivo sempre con grande interesse. Un malore improvviso avvenuto tra la notte e l'alba, vani tentativi, la disperata corsa del 118. Allora io vi lascerei al servizio che abbiamo preparato in redazione con l'ultima intervista che ci aveva rilasciato. Ringrazio Federico Cibotto per la collaborazione tecnica. Da Padova, linea allo studio. I cittadini vivono un momento sociale molto complesso, che non è solo un problema legato all'economia. Noi puntiamo troppo e spesso al problema economico, che sicuramente ha la sua importanza, perché la qualità della vita si basa anche sull'economia, sui servizi che un paese riesce a fornire, ma nello stesso tempo c'è come una sorta di percezione
che i problemi che toccano veramente le famiglie italiane o il singolo individuo non venga percepito, come ad esempio la situazione delle città, la qualità di vita delle città. La voce tranquilla, lo sguardo lucido, ci aveva accolto nella sua casa padovana Vera Slepoi per un'analisi delle ultime elezioni proposta durante la maratona elettorale dal direttore del gruppo Media Nord-Est Luigi Bacialli. L'analisi dei bisogni dei cittadini, la era propria, non aveva mai temuto il confronto, spesso pungente. In questa occasione, ce lo aveva confessato, si era imposto a sobrietà. La sua voce libera è stata spenta all'improvviso, un malore se l'è portata via all'alba del primo giorno d'estate. Si trovava proprio a Padova. La corsa dei sanitari del 118 è stata vana. 70 anni compiuti lo scorso 3 maggio, Vera Slepoi era originaria di Portogruaro, nel Veneziano. A Padova si era laureata nel 1977 con una tesi sulla devianza e i meccanismi di controllo di una società attuale. Psicologa e psicoterapeuta, Vera Slepoi ha insegnato all'Università di Siena, è stata presidente della Federazione Italiana degli Psicologi. Numerose le sue pubblicazioni. Consigliere del Ministro delle Comunicazioni dal 2002 al 2006, a Padova era stata assessore alla cultura, musei e servizi sociali della provincia dal 1999 al 2004. Disincantato lo sguardo sulla politica attuale, spiegato nella sua ultima intervista, che suona come un suo lascito. È interessante il concetto di qui e ora, cioè facciamo le cose che ci riguardano adesso in questo momento, però si sa molto bene che c'è i progetti, cioè organizzare e gestire un paese, quindi una comunità ampia che è uno Stato, vuol dire che tu devi avere una visione a lungo termine, mentre si lavora, come ha detto lei, sulla risoluzione momentanea del problema, cioè chiudo un buco, ne apro un altro, non mi propongo il programma, anche perché molto spesso nel passato sono stati scelte di governi che hanno vacillato, che non avevano una durata certa. Questa visione anche del tempo in cui rimane un soggetto in carica o più soggetti in carica richiederebbe una grande riflessione, però c'è la paura che poi ci si innamori del potere e che ci sia troppo potere nelle mani di un singolo, quindi mentre in realtà quel singolo il potere ce l'ha sicuramente già. Questa dunque è una delle ultime analisi, come sempre molto lucide, puntuali, interessanti, di Vera Slepoi. Vi do un aggiornamento di cronaca che arriva dal Trevigiano. I carabinieri hanno identificato e denunciato per omissione di soccorso un giovane di 21 anni, residente in provincia di Treviso, ritenuto responsabile di aver investito un ciclista con la sua automobile lo scorso 2 giugno, senza poi fermarsi e prestare soccorso. L'episodio era avvenuto a Spresiano. La vittima, soccorsa dai clienti di un locale pubblico, era stata trasportata all'ospedale dove i sanitari avevano emesso una prognosi di 25 giorni. Il veicolo protagonista dell'evento è stato identificato attraverso le immagini della videosorveglianza. Ovviamente tutti i dettagli nel corso dei nostri telegiornali serali. E noi adesso ritorniamo a parlare di reati contro il patrimonio. La notizia del giorno è la rapina in villa, nella villa di Roberto Baggio, ma come sapete non c'è pace per molti territori del Veneto, alle prese con ladri, predoni veri e propri. Qui siamo a Piove di Sacco. Forza alla porta di un ristorante, asporta l'incasso del registratore e viene scoperto arrestato dai carabinieri. In manette per rapina impropria, furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale è finito un 22enne marocchino, in Italia senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine. A chiedere aiuto il proprietario di un ristorante. Il giovane, dopo aver forzato la porta, aveva rubato 250 euro ed era fuggito. Prontamente i militari, giunti sul posto, individuavano il giovane ancora in fuga, che si arrampicava sul terrazzo del primo piano dell'abitazione di fianco al ristorante, attraverso la finestra aperta. Dopo aver rubato un paio di scarpe, era stato raggiunto dai carabinieri, reagendo però con spinte e calci, ma alla fine bloccato e trasferito in carcere.
Nella Marca trevigiana, per raccontarvi di un'area particolarmente degradata e sempre più pericolosa, parlo della zona dell'Appiani, il parcheggio Appiani, siamo alle porte di Treviso. Il reportage è di Lucio Zanato. Lo chiamano Appiani, ma sarebbe meglio dire di nessuno, perché se questo parcheggio fosse sotto il controllo e la gestione di qualcuno, immagini come queste non avremmo potuto farvele vedere. E invece non solo rivediamo i giacigli già denunciati nei nostri servizi, ma registriamo anche l'aumento della violenza in questo luogo di degrado diffuso a tutti i piani, dove non si distinguono più i rifiuti fisici da quelli della società. Io lavoro come addetto alla sicurezza all'Appiani di Treviso. Ecco, però diciamo che la sicurezza che lei garantisce qui è soprattutto alle donne. Sì, alle donne che vengono a prendere la macchina quando hanno finito di lavorare e la mattina quando vengono a parcheggiare, perché hanno paura della gente che frequenta questo posto. È vero che anche lei ha subito un'aggressione? Sì, ieri mi è venuto incontro, ma era ubriaco con una bottiglia in mano e dopo ho risolto tutto con calma. Senta, ma e se questi si trovano di fronte a una donna da sola? Non lo so. Cosa può succedere? In che stato sono? A parlarci la guardia giurata che da anni è l'unico baluardo di sicurezza tra questi tre piani. E se non ci credete provate con noi la discesa verso il degrado totale. Si parte dalle immondizie che quotidianamente si materializzano al piano superiore con annesso lancio del sacchetto tra i cespugli, per poi scendere nell'ammezzato gestito dal comune. Qui ci si deve fermare perché verso l'interrato la discesa è impossibile, tra deizioni umane, materiale abbandonato e un odore insopportabile di urina, defecazioni e rifiuti, tutto in decomposizione. Perché qui dormono gli ultimi degli ultimi, quelli senza più un passato né un futuro. Perché noi adesso per mangiare c'è gente bene che viene qua, ci dà 5 euro, andiamo a prendere pasta. Ma e il lavoro tu l'hai perso perché? L'ho perso perché l'hai finito il contratto, non mi ha rinnovato. Li incontriamo nel primo piano interrato di questa struttura che avrebbe l'ambizione di diventare uno dei parcheggi della Treviso pedonalizzata. Ma come si fa a parcheggiare se qui poi devi farti accompagnare dalla sicurezza per evitare molestie ed aggressioni? O se i generatori di emergenza non vengono manutenzionati da anni perché i tecnici non si fidano di spostare questo accampamento senza venire aggrediti? Ma è entrando nell'unico varco dal forte odore di varechina che quotidianamente viene pulito che incontriamo i relitti umani. Gente che a mezzogiorno è fatta di stupefacente o brontola sotto le coperte completamente ubriaca. Ed è questa la situazione quotidiana del blasonato parcheggio Appiani alle spalle delle istituzioni. Spettacolo che tra l'altro non fa incassare biglietti al comune, perché nessuno si fida più di parcheggiare dove se ti va bene ti rigano la macchina. Altre parole non servono, serve invece che qualcuno intervenga subito, prima che magari da qualche fornelletto a gas capiti l'irreparabile. Così dunque a Treviso al parcheggio Appiani e il reportage, lo ripeto, di Lucio Zanato. Le immagini sono molto significative e noi veniamo a un'altra vicenda che vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, perché non sono stati ancora fissati i funerali di Vasile Iosif, il 41enne di Saletto travolto e ucciso da un tir in A27 mentre stava portando soccorso a una famiglia rimasta con l'auto in panne. Nelle scorse ore il sindaco Cristiano Mosole ha incontrato la moglie Laura, il titolare dell'azienda De Zottis SPA, Vanni De Zottis, la ditta dove Vasile lavorava da circa 10 anni, anche questa ditta di Saletto, di Breda di Piave. Sono entrambi uniti in questo momento di dolore, dice Mosole, che alla moglie di Vasile e ai 2 figli minori ha assicurato tutto il supporto e la vicinanza del comune di Breda di Piave. È intenzione della famiglia celebrare il funerale di Vasile nella chiesa di Saletto, paese dove era stimato e ben voluto da tutti. Il 41enne riposerà nel cimitero vicino di San Bartolomeo. Proseguono intanto le indagini per stabilire l'esatta dinamica e le responsabilità in capo dell'autista del tir, una 55enne residente nelle Marche, accusato formalmente di omicidio stradale. E a proposito di incidenti stradali, è una scia che continua. Alle 21 di ieri sera, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cesare Battisti a Istrana, quindi siamo ancora in provincia di Treviso, per un'auto finita rovesciata. Nell'impatto è rimasto incolume il conducente, la vedete. I pompieri accorsi da Treviso hanno messo in sicurezza l'auto, mentre l'autista è stato assistito dal personale sanitario del SUM 118. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi del sinistro. Le
operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora. Vedete un altro scenario che è accaduto più o meno alla stessa ora nella zona invece di Fontanelle. A Fontanelle dove si sono scontrate 2 auto di grossa cilindrata, 5 i feriti, 4 occupavano un mezzo, uno in particolare è stato portato al pronto soccorso di Treviso con un codice di media gravità ma non è in pericolo di vita. Quindi 2 interventi di questo tipo nella serata di ieri nella Marca trevigiana e come avete visto entrambe dinamiche molto gravi, ma fortunatamente questa volta nessun esito letale. Noi ritorniamo nel Padovano per parlare di minori, di giovani, giovanissimi e di droga. C'è una nuova operazione. Coltelli, bilancini, denaro e soprattutto droga, questo nascondevano in casa 2 ragazzi minorenni, un 16enne e un 15enne di Ponte di Brenta a Padova, indagati dalla polizia. I giovani sono stati individuati grazie a una segnalazione giunta alle forze dell'ordine attraverso l'app YouPol da parte dei cittadini di Ponte di Brenta che hanno notato un giovanissimo uscire spesso di casa anche nel cuore della notte per consegnare involucri ricevendo banconote. Gli agenti della questura hanno quindi monitorato la zona notando un ragazzino uscire con fare sospetto dalla casa segnalata dai cittadini. Lo hanno quindi fermato e controllato trovandogli addosso qualche grammo di hashish. Il ragazzo, 15enne, era in possesso anche di un mazzo di chiavi che non erano di casa sua ma aprivano le porte della casa segnalata. I poliziotti hanno quindi controllato l'appartamento. Ad aprirgli la porta il 16enne che ha mostrato segni di nervosismo. Gli agenti a quel punto hanno avvisato i genitori che non erano presenti in casa. All'arrivo del padre, in pochi minuti, è stata perquisita la camera del giovane trovando 30 grammi di droga, un coltello da cucina usato per tagliare i panetti di hashish e materiale per il confezionamento delle dosi. La perquisizione si è spostata poi a casa del 15enne. Alla presenza della madre, in camera del ragazzo, è stata trovata altra droga, circa 22 grammi, e la somma di 790 euro, un bilancino e un altro coltello per tagliare i panetti. I genitori dei 2 minori erano completamente all'oscuro dei traffici dei figli. I 2 ragazzi sono stati denunciati. Rimaniamo nel Padovano a Padova per una vicenda veramente curiosa, archiviata anche la seconda prova di maturità per i maturandi 2024, ma c'è un colpo di scena in un liceo cittadino dove il direttore dell'ufficio scolastico Roberto Natale ha sostituito il presidente di una commissione per comportamento inadeguato. Aveva accusato un malore ma si era ripreso prima dell'arrivo del 118 e desiderava continuare con la prova scritta. Il maturando di un liceo cittadino che si è visto inizialmente negare questa possibilità del presidente della commissione che lo stava per rimandare alla prova suppletiva di settembre. È dovuto intervenire il direttore dell'ufficio scolastico provinciale Roberto Natale che dopo aver ascoltato gli altri commissari presenti ha accolto la richiesta dello studente e gli ha permesso di consegnare la prova scritta rimuovendo il presidente per comportamento inadeguato. Tutto bene per lo studente che era stato sostenuto anche dai compagni di classe che adesso si sta preparando come gli oltre 7.000 maturandi padovani per la prova orale. I fatti del Veronese, la rissa tra Giostrai a Villafranca Veronese dove c'è paura, dove appunto questa lite scoppiata è finita veramente nella tragedia. Facciamo il punto con Daniela Sizia. Una decina le persone coinvolte in una lite violentissima nei pressi di Piazza Castello. La diatriba scoppiata sembra per la collocazione di alcune giostre. Urla, spintoni, calci, una maxi rissa legata a una vendetta nell'ambito dei giostrai, con un crescendo di minacce e danneggiamenti culminata nella sparatoria. Una persona rimasta uccisa, si tratta di Alberto Fiori, 75 anni, altre 2 sono state portate in ospedale. Un 51enne è stato ferito nella colluttazione, ha riportato un trauma cranico provocato da un colpo di arma bianca. Le sue
sue condizioni non sono risultate gravi, dopo i controlli e gli esami radiografici è stato dimesso a domicilio. Il secondo ferito, colpito ad una gamba, 49 anni, è ricoverato all'ospedale Magalini. I giostrai dovevano partecipare all'antica fiera dei Santi Pietro e Paolo, in programma dal 28 al 30 giugno a Villafranca di Verona. In un attimo è scoppiato il finimondo. Quando poi la situazione sembrava fosse tornata alla calma, i contendenti si sono spostati in Viale Olimpia ed è spuntato una pistola. Diversi colpi che hanno raggiunto 3 persone. Il 75enne è morto nella notte. Lo sconcerto dell'amministrazione comunale. Dire che siamo allibiti è poco, per 2 motivi. Il primo perché le famiglie dei giostrai che avevano l'incarico di gestire il Luna Park, di animare il Luna Park di Villafranca, vengono a Villafranca nel nostro comune praticamente sempre, quindi erano tutte figure note. La seconda cosa che ci lascia sconcertanti è perché da quanto abbiamo appreso dalle forze dell'ordine la rissa si è scatenata per futili motivi. Sul posto sono giunti i carabinieri di Verona che stanno svolgendo le indagini per ricostruire quei terribili momenti, esaminate anche le riprese dei circuiti di videosorveglianza. È stata aperta un'inchiesta per omicidio e tentato omicidio. Il comune di Villafranca intanto ha annullato la festa per i Santi Pietro e Paolo. Non le nascondo che è stata una scelta molto difficile, molto sofferta, anche perché questa era la 311esima fiera di Villafranca. È davvero brutto privare i cittadini villafranchesi di questo evento che si aspetta sempre una certa impazienza, specialmente dalle generazioni dei più giovani, hanno appena finito scuola e quindi con il Luna Park è sempre un momento di ritrovo, però davvero abbiamo ritenuto che non potessero più esserci le condizioni. Vi mostro questo flash sull'Ansa.it riguarda Trieste, una vicenda della quale ci siamo occupati più volte con la nostra redazione di Trieste. Sgomberati i migranti dal Silos, il famoso Silos di Trieste, il famigerato Silos di Trieste. L'operazione si sta svolgendo in tranquillità e è ancora in corso dopo l'ordinanza del sindaco. Ovviamente tutti i dettagli nel corso delle prossime edizioni. E noi voltiamo a pagina e cambiamo decisamente location. Andiamo sul Grappa. Perché sul Grappa e non solo sul Grappa, anche sull'altopiano dei 7 comuni continuano senza sosta le predazioni da parte del lupo. Lupi scatenati fra Altopiano e Grappa, dove si moltiplicano le predazioni. Nei giorni scorsi i selvatici hanno fatto razzia nelle malghe dei 7 comuni, mentre ora le segnalazioni arrivano da chi si occupa della fauna selvatica nel massiccio del Grappa. Secondo le informazioni raccolte nella zona di Ponte San Lorenzo, infatti, i branchi si sarebbero accaniti contro i caprioli, che in questo periodo stanno accudendo i piccoli e sono particolarmente vulnerabili. 2 femmine di capriolo sono state trovate sbranate assieme a un cucciolo, mentre un altro si è salvato per miracolo. Quest'ultimo, rimasto senza la mamma, continuava a piangere disperato in un pascolo ed è stato recuperato e portato in un centro specializzato per la cura della fauna selvatica. Una delle femmine divorate dai lupi era gravida e portava in grembo 2 piccoli. Gli esperti della zona sottolineano che a questo ritmo i caprioli spariranno dal Grappa, esattamente come è accaduto ai mufloni di Rubbio sull'altopiano. Un impoverimento della fauna selvatica braccata ogni giorno dai lupi, che poi torneranno, suggeriscono gli addetti ai lavori, a dedicarsi al bestiame. Vacche, pecore, asini, cavalli degli allevatori della zona sono a rischio e le ultime predazioni lo confermano, tanto che c'è chi ha intenzione di chiudere la malga anzitempo per tornarsene a casa. Al momento le risposte che arrivano al territorio dalle istituzioni non convincono allevatori e agricoltori e neppure le associazioni venatorie. E il rischio è che si profili un'altra estate senza soluzioni per un problema che preoccupa cittadini e amministratori locali. Un tema quindi sempre attuale, quello delle predazioni e sempre urgenti, e io vi ricordo la notizia del giorno, non è escluso che torneremo a ricollegarci con la nostra Luisa Bertini da Altavilla Vicentina per l'incubo vissuto ieri sera verso le 22 da Roberto Baggio con la sua famiglia all'interno della loro abitazione che vedete nelle immagini, questa villetta isolata tra i campi di Altavilla Vicentina, questo luogo scelto da Roberto Baggio per vivere appunto in pace, lontano anche dai riflettori. L'ex campione e pallone d'oro è stato protagonista di un vero e proprio incubo
mentre stava assistendo alla partita tra Italia e Spagna. Tutto è iniziato alle 22 quando una banda di almeno 5 persone, tutte armate, come ci ha riferito prima anche Luisa Bertini, ha fatto irruzione nella villa del calciatore. Il campione è stato portato al pronto soccorso di Arzignano, dove è stato medicato con alcuni punti di suture in fronte. Dopo momenti di paura, quando il calciatore ha capito che i rapinatori se n'erano andati, ha sfondato la porta e ha chiamato i carabinieri. Nessun familiare è rimasto ferito. La villa è isolata, come potete vedere dalle immagini, ed è al centro di un grande appezzamento di campagna e boschi. Roberto Baggio vive in questa casa con la moglie Andreina e i suoi 3 figli, quindi ha vissuto veramente dei momenti di terrore. È stato sequestrato in questa stanza per decine e decine di interminabili minuti, e poi c'è stata per l'appunto anche un'aggressione. Noi torneremo a parlare ovviamente di questa vicenda e non solo di questa vicenda. Siamo pronti a collegarci con la nostra Francesca Bozza da Montebelluna, che è stata sconvolta nei giorni scorsi da un raid di furti, ma lo faremo fra un minuto esatto di pubblicità, fra poco. Di nuovo in onda venerdì 21 giugno questa giornata sconvolta dalla notizia della rapina in villa, nella villa di Roberto Baggio, una rapina violenta, ma come sapete, come ben sappiamo, il problema dei furti è sempre di strettissima attualità. Tanti, troppi territori del Veneto sono colpiti periodicamente da ladri seriali, veri e propri predoni. In questi ultimi giorni particolarmente colpita l'area del Montebellunese, Montebelluna in particolare, e a Montebelluna si trova la nostra Francesca Bozza con Nicoletta Rizzetto. Buongiorno Francesca. Buongiorno Cristian e buongiorno ai telespettatori. Subito ringrazio il sindaco Adalberto Bordino. Buongiorno sindaco, accanto a lui il comandante della polizia locale, il commissario Scarpa. Grazie per essere qui. San Gaetano è questa la frazione di Montebelluna che in una sola notte è stata colpita dai ladri, almeno una decina le abitazioni dove hanno tentato, sono riusciti ad entrare i ladri. Addirittura in un'occasione sono stati anche immortalati dalle immagini di una videocamera di sorveglianza di un'abitazione che ha inquadrato 2 uomini, volto coperto da passamontagna, di corporatura robusta, che tentano di entrare dal cancello di una casa e poi insomma si muovono tra le abitazioni, non certo intimoriti dal fatto che pochi istanti prima, 30 secondi prima, fosse scattato l'allarme di una di queste abitazioni. Allora io direi, Cristian, di far sentire le voci che abbiamo raccolto ieri a San Gaetano tra questi cittadini in qualche modo esasperati, e poi lo commentiamo con il sindaco Bordina. L'1:56 scatta l'allarme in un'abitazione di via Giotta a Montebelluna. Il padrone di casa si alza e lo spegne senza notare nulla di particolare. 30 secondi dopo, ecco 2 individui, volto coperto da passamontagna, entrare nell'inquadratura della telecamera di videosorveglianza di Luca Bressan. È proprio dal suo cancello che tentano di entrare senza però riuscirci. A quel punto i 2 si spostano sul retro ed entrano nel giardino della signora Annalisa, che solo stamattina si è accorta del passaggio dei ladri, dal disordine della biancheria sullo stendino. Poi io dormo sempre con quel balcone là, così, vedi? E me lo sono trovata aperto. Ho detto, ma che strano, il vento di solito non me lo apre perché ho anche la chiusura all'interno. E dopo mio figlio è venuto giù e ci siamo accorti che c'è la rete là della vicina che ci comunica qua con noi e ero buttata giù. Però non è una bella sensazione l'idea? No, perché stamattina come ho alzato, che ho visto che un po' di angoscia te la mettono. Quindi da stanotte chiudi i balconi? Certo che sì. Da qui sono usciti e, come si vede dalle immagini, sono entrati nel giardino dell'abitazione accanto. Attraverso la finestra del primo piano si sono introdotti in casa, hanno girato indisturbati, incuranti della presenza di marito, moglie e dei 2 figli che in quel momento stavano dormendo. Hanno lasciato anche il frigo aperto, penso per farsi luce a questo punto, di notte senza luce accesa. Sono saliti in camera perché c'erano degli effetti, delle catenine che erano in camera. C'è la paura, perché vedendo il video questi 2 erano 2 fenomeni abbastanza ben messi. La paura è sì, che reazioni possono avere anche loro. I ladri sono poi usciti dalla porta d'entrata, spariti contanti e gioielli. Perfino le scarpe da calcio del ragazzo più giovane hanno
hanno portato via tutto. Nel corso della notte sono stati almeno una decina i colpi tentati o messi a segno nella frazione di San Gaetano. Da come ho capito sono entrati in un'altra abitazione qui vicino alla parallela, diciamo, di via San Gaetano, e lì, da come ho capito, hanno portato via un anello e di tipo altri valori. Quindi almeno una decina di case. Sì. Non è bello perché comunque metti caso io arrivo a casa alle 2 perché erano le 2 di notte, se arrivo alle 2 di notte me le trovo davanti il portoncino d'ingresso. Non è chiaro se siano gli stessi individui che qualche ora prima avevano tentato di entrare nell'abitazione di Stefano Lira e della compagna, che in quel momento si trovava in salotto a guardare la TV. Ho visto la porta che si apriva, si è richiusa subito. Una volta che si è chiusa la porta, ha visto, non è entrato, ha fatto il giro verso la porta finestra che abbiamo nel salone, ha visto un'ombra che si affacciava per guardare dentro, ha visto le scarpe da sotto. A quel punto lei ha urlato fortissimo per lo spavento. Svegliato dalle urla, Stefano si è alzato, ma i due nel frattempo erano fuggiti verso la vicina ferrovia. Non è un bel vivere, vivi agitato, poi le lascio immaginare la notte come può essere stata. Speriamo che si possa trovare una soluzione, perché è pesante, non è un vivere sereno, anche andare via il weekend banalmente comincia a essere preoccupante. Allora, sindaco, ladri che aprono e chiudono la porta, che si mettono a guardare attraverso la vetrata mentre la proprietaria in casa sta guardando la televisione, l'altro signore che ci ha raccontato che sono sicuramente entrati in camera da letto mentre loro stavano dormendo perché sono spariti effetti personali che avevano in quella stanza. Insomma, non hanno scrupoli e chiaramente le persone si sentono insicure in quello che dovrebbe essere il luogo più sicuro. Scusate, gioco di parole. Allora, intanto la mia solidarietà va a queste persone, perché il furto in casa è uno dei reati più odiosi, perché in qualche modo va a rompere un'intimità, un posto sicuro quale dovrebbe essere la propria casa. Ma ciò che ha detto lei ci fa anche capire qual è il senso di impunità poi di questi criminali. Quindi io, come sempre dico, mi scoccio un po' ripetermelo, perché significa che la situazione è sempre la stessa. Servono delle leggi più severe che servono anche da deterrente nei confronti di questi malfattori. Un'altra cosa importantissima che voglio dire è che i cittadini devono assolutamente denunciare alle autorità competenti. Ad oggi all'Arma dei Carabinieri risultano solo 2 denunce, quindi probabilmente è anche plausibile che chi ha subito questo furto non abbia avuto chi non ha ancora denunciato non abbia avuto materialmente il tempo per motivi di lavoro, motivi familiari. Denunciate sempre, perché è fondamentale farlo. Un'altra cosa fondamentale è partecipare alla riunione che facciamo annualmente con tutte le forze dell'ordine, con la polizia locale, qui c'è il comandante Scarpa con me, con l'Arma dei Carabinieri, con la Guardia di Finanza e con il controllo del vicinato. Una serata che di solito si svolge in autunno-inverno presso l'auditorium della biblioteca, dove le forze dell'ordine danno dei suggerimenti, danno qualche dritta, diciamo così, per poter rendere la vita più difficile a questi criminali. Il mio ringraziamento va quindi alle forze dell'ordine e anche ai ragazzi del controllo del vicinato. Stamattina sono passato anche a trovare il presidente del comitato civico di San Gaetano, con il quale abbiamo avuto modo di fare il punto della situazione per qualche minuto, perché eravamo entrambi di corsa, ma con l'intenzione di rincontrarci. Abbiamo in progetto delle iniziative che coinvolgano anche una cittadinanza attiva, quindi magari la possibilità per i privati di poter fornire le telecamere, che poi vengono installate dal comune e vengono direttamente collegate, quindi su zone pubbliche, direttamente nella centrale, collegate alla centrale della polizia locale e dei carabinieri, per dare una maggiore tutela al cittadino. Sindaco, non hanno avuto tempo di denunciare, o c'è talmente tanta, in qualche modo si è rassegnati alla situazione che si dice tanto anche se vado a denunciare cosa vuoi che succeda, non li prenderanno mai, o anche se li prendono domani sono fuori. Questo è quello che ci sentiamo dire, non è la situazione, ma è quello che ci sentiamo dire molto spesso dai cittadini che incontriamo. Io questo non lo posso sapere, sicuramente la denuncia rende ufficiale comunque un reato, denunciare magari sui social lo rende un po' meno. Parlo in generale, perché molto spesso anche le forze dell'ordine, non parlo di questo caso specifico, sia ben chiaro, vengono a sapere magari di altri reati solo attraverso i social, ma non attraverso i canali ufficiali. Quindi per questo, in questo specifico caso, vi chiedo
denunciate sempre e comunque. La rassegnazione non vogliamo nemmeno sapere cosa sia, ok? Le autorità sono a nostra disposizione. Alcune volte non si nega che si possa comunque sentirsi impotenti, perché finché queste persone non vengono punite in maniera esemplare non ci sarà mai un deterrente che le possa in qualche modo fermare. Ma denunciate sempre, ricordatevi in ogni caso, ripeto, non mi sto riferendo a questo caso specifico, qualsiasi cosa accada non denunciate sui social, denunciatelo alle autorità competenti. Francesca. Ultima cosa, spesso diciamo che c'è anche... Cristian? Sì, prego, tra pochissimo ritorneremo ad Altavilla Vicentina da Luisa. Prego Francesca. Sì, chiudo subito, Sindaco, con un'ultima domanda sul rischio della giustizia fai da te, nel senso che l'esasperazione può portare poi a reazioni anche così non proprio delle migliori da parte dei cittadini. Beh, mi sembra evidente, la giustizia fai da te è figlia di altri periodi storici, credo che dal passato dobbiamo solo imparare, non esiste giustizia fai da te, esiste uno Stato di diritto composto da istituzioni. Vi ricordo che l'Arma dei Carabinieri è sempre al nostro fianco e noi dobbiamo essere al loro fianco. Loro fanno di tutto per garantirci la nostra sicurezza, perché sono i nostri angeli custodi, ma noi dobbiamo sempre e comunque denunciare. Grazie al comandante Scarpa, grazie al sindaco Adalberto Bordino, la linea torna a te, Cristian. Grazie Francesca Bozza con Nicoletta Rizzetto. Subito da Luisa Bertini per il fatto del giorno, la rapina in villa ad Altavilla Vicentina, la villa di Roberto Baggio. Che aggiornamenti ci puoi dare, Luisa? Sì, buongiorno Cristian, noi ovviamente siamo ancora davanti alla villa di Roberto Baggio, dove stanotte si sono consumati quei 40 minuti di paura. Stando alle ultime informazioni, Roberto Baggio dovrebbe ancora essere sentito in caserma dei Carabinieri a Vicenza dopo la perlustrazione che è stata effettuata stamattina qui ad Altavilla, qui alla villa. Intanto stiamo vedendo anche un via vai di persone, di semplici curiosi, così come di giornalisti che arrivano da tutte le parti d'Italia proprio per la rilevanza del fatto e del personaggio di caratura appunto nazionale se non internazionale. Vi leggo anche un commento di Roberto Baggio che ha fatto sapere tramite il suo storico manager Vittorio Petrone, dice: innanzitutto desideriamo io e la mia famiglia ringraziare tutti per il grande affetto ricevuto, e poi prosegue: in simili circostanze può accadere di tutto e per fortuna la violenza subita ha generato soltanto alcuni punti di sutura alla mia persona e lividi e molto spavento. Ovviamente rimane la paura. Questo perché stanotte, riepilogo brevemente quanto accaduto, un comando, un gruppo di persone a volto travisato sono entrate attorno alle 22, fatalità, mentre si giocava la partita Italia-Spagna. C'è stata una breve colluttazione con l'ex campione Roberto Baggio, che è stato appunto colpito con il calcio di una pistola ed è dovuto poi ricorrere alle cure mediche. Poi sono stati sequestrati, chiusi in una stanza lui e i suoi parenti, mentre i ladri hanno razziato la casa portando via ovviamente gioielli e preziosi. Al vaglio dei carabinieri che stanno indagando ovviamente tutto il sistema di impianto delle telecamere di videosorveglianza. Per il momento ad Altavilla Vicentina è tutto, ovviamente ci riserviamo di richiedervi la linea nel momento in cui ci fossero delle novità. Assolutamente Luisa, tienici aggiornati. Grazie davvero a te e Cristian Roccalende per la parte tecnica. Ora subito a Rossano, Veneto, voltiamo decisamente pagina per una iniziativa a sostegno degli anziani. Ci racconta tutto Mirko Cavallina. Buongiorno Mirko.
Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Anziani, ma direi di più, persone fragili, persone che non hanno facilità di comunicazione con il cellulare e i computer, soprattutto per quanto riguarda le prenotazioni in ambito sanitario, i referti, le visite e quant'altro. Qui a Rossano Veneto da martedì aprirà un secondo sportello che sarà gestito da alcuni volontari grazie alla collaborazione con l'associazione Cittadinanza Attiva, col sindaco Marco Zonta. Insomma, diciamo che è un passo avanti importante per Rossano. Sì, è un passo avanti importante per Rossano, ma vorrei dire anche per tutto il territorio, perché comunque mette in gioco sia il cittadino, quindi tenendo, come dice il termine cittadinanza attiva, tenendo attivi i nostri cittadini, in particolare il volontariato, ma poi mette in gioco anche tutta una serie di servizi che rischiano di vedere le persone che fanno parte delle fasce più deboli allontanati, perché chi non ha dimestichezza con il computer piuttosto che con l'informatica, la semplice prenotazione di un esame del sangue o il semplice scaricare un referto può diventare un problema. Questo sportello si prefigge proprio di aiutare quelle fasce di popolazione, quei cittadini ad ottenere delle risposte in tempi rapidi ed efficaci. Ecco, un supporto che si aggiunge a quello che già viene fatto in alcune farmacie, un servizio in più. Assessore Elga Battaglin, quando sarà aperto, da quando? Da martedì 25 giugno, sarà aperto il martedì, giovedì e venerdì dalle 10 a mezzogiorno, però dopo l'estate, da settembre, ci sarà anche l'apertura pomeridiana, il martedì e il giovedì, con gli stessi orari del centro ricreativo. Alle nostre spalle alcuni dei volontari senza i quali nulla sarebbe possibile. Diciamo che sicuramente il volontariato è il pilastro della nostra Rossano e loro hanno risposto veramente in molti per questo sportello, ed è veramente un grazie che mi sento di dire come amministrazione, e non solo i volontari ma anche la rete che si costituirà insieme con i medici di medicina generale e con i pediatra, proprio per supportare le fasce più fragili. Lorenzo Signori è presidente regionale di Cittadinanza Attiva, ci spiega come funziona, come funzionerà? Allora, funzionerà in una maniera molto semplice, perché le cose complicate non piacciono né agli anziani né anche alle persone fragili. Quindi è sufficiente ad approcciarsi o di persona, oppure basta anche telefonare al numero di telefono che è stato per questo dedicato, e riceveranno la risposta da parte di un volontario, il quale volontario si metterà nella sua completa disposizione nell'eseguire tutte quelle manovre nella procedura informatica di prenotazione che l'utente non sarebbe stato in grado di fare, e poi di dargli l'adeguata risposta, comunicandogli quelli che sono i numeri e le prenotazioni che sono state fatte, in modo che questa persona non la dimentichi, scaricandogli la data, l'ora, esattamente tutto quello che gli può servire, e gli viene data in tempi brevissimi, cioè nell'immediatezza della domanda. Questo è un servizio per... Tutto chiarissimo, grazie mille, ho Molto tempi bene. davvero contingentati, iniziativa molto interessante quella che parte a Rossano Veneto, grazie a Mirko Cavallin e ai suoi ospiti. Io vi ricordo l'altra notizia del giorno, la morte di Vera Slepoj, trovata morta in casa, la nota psicologa, a ucciderla a 70 anni, un malore, così il Corriere della Sera, Corriere del Veneto. Tante avete visto le notizie, noi adesso ci fermiamo per qualche istante e poi entra con me in diretta Andrea Ferrazzi per il consueto appuntamento del venerdì. Lo spazio della sostenibilità, e non solo, è un concetto, quello di sostenibilità, dietro al quale c'è una marea di significati e di azioni poi concrete che servono nella vita di tutti i giorni. Un concetto, un mondo che ci ha introdotto in ben 45 puntate Andrea Ferrazzi, che è qui con me. Buongiorno Ferrazzi. Buongiorno a tutti. Andrea Ferrazzi non ha bisogno di presentazioni ed è stato il nostro, diciamo così, cicerone in ben 45 puntate su temi cruciali, strategici per il futuro dei territori. Abbiamo calato nella realtà diversi concetti in questo ultimo anno, Andrea Ferrazzi. Grazie a lei e grazie anche ai tanti ospiti che appunto ci hanno onorato
della loro presenza, dall'ex ministro Giovannini al cardinale Zuppi, insomma abbiamo avuto tanti ospiti, molti big. Allora io direi di passare in rassegna questo anno di divulgazione, chiamiamolo così, partendo proprio dall'inizio. Noi siamo partiti dai cambiamenti climatici, siamo partiti da due fatti incontestabili. Vaia, perché c'è un prima e un dopo Vaia, quindi la tempesta che sconvolse l'Alto Veneto, la montagna, e i ghiacciai. Anche qui un fatto eclatante, i fatti della Marmolada di 2 estati fa. Ecco, siamo partiti da qui, perché siamo partiti proprio dalle immagini, da queste immagini per certi versi shock, ma che così tanto shock non sono. Erano shock, lo sono ancora da un certo punto di vista. Il problema è che quelle immagini stanno diventando una norma, e questo è il fatto che deve allarmare, ma che soprattutto deve portarci a trovare delle soluzioni. In questo percorso di queste 45 puntate noi abbiamo certamente raccontato ciò che stava accadendo e ciò che accadrà, ma abbiamo anche sempre cercato le soluzioni, perché nulla è immutabile, non c'è nessun destino di devastazione se non riusciamo a capire che anche attraverso la nostra responsabilità e la nostra azione individuale e collettiva e politica e decisionale, e utilizzando la scienza e la tecnologia, possiamo trovare le soluzioni ai problemi che ci sono. Anzi, abbiamo detto qualcosa di più, abbiamo detto che queste immagini che stiamo vedendo, le esondazioni, tempesta Vaia, accomunano tutto il mondo, e proprio questa comunanza di problemi può essere anche la grande occasione per trovare a livello mondiale delle vie di concordia e di soluzione. Cioè, dietro le tragedie c'è sempre la possibilità di una nuova, appunto, di una nuova ricerca comune per il bene comune. Beh, certo, queste sono le immagini di Vaia, queste sono le immagini di quell'autunno, di quei 3 giorni, ma poi concentrati soprattutto una notte, terrificanti, 20 a 217 km all'ora, intere foreste, boschi spazzati via come birilli, frane, modifica strutturale del sistema idrogeologico di intere province, e soprattutto la provincia di Belluno, che è stato l'epicentro di questa devastazione. E poi abbiamo detto quello che è avvenuto dopo, perché non solamente le devastazioni di quelle notti e di quei giorni, ma per esempio il fatto che la precipitazione ha causato l'abbattimento di milioni di metri cubi di alberi, e quindi è cambiato l'ecosistema, molto meno umido, e quindi da lì il bostrico, questo insettino che sta scavando le gallerie ed è sotto la corteccia, sta uccidendo decine di migliaia di alberi che li vediamo adesso girando per le Dolomiti. Il bostrico è un dramma. Il bostrico è un dramma, i morti bianchi, no? Gli alberi morti bianchi in piedi sono questi, il numero di alberi che verrà abbattuto dal bostrico sarà superiore a quello della tempesta Vaia, quindi insomma una serie di elementi. Il tutto eravamo andati a vederlo con i nostri occhi, no? Attraverso il giro per le Alpi con la moto, seguiti dalla rivista Motociclismo, perché è giusto raccontare ai nostri amici telespettatori e telespettatrici le cose dal di dentro, non da una scrivania, ma andando a incontrare i territori, i sindaci, gli amministratori locali, i comitati civici, insomma tutti coloro che lavorano all'interno dei territori. È questo che abbiamo cercato di fare. L'altra cartina di tornasole sono i ghiacciai, lo stato di salute dei ghiacciai. Anche qui siamo partiti da un fatto tragico, scioccante, i fatti della Marmolada di 2 anni fa, per sviluppare un ragionamento molto più ampio. Fra qualche anno, fra qualche decennio, questi ghiacciai, questi giganti bianchi potrebbero diventare un ricordo. Lo stanno già diventando purtroppo. Abbiamo raccontato appunto in quelle puntate come mai nella storia dell'uomo sia avvenuta questa fusione, si chiama tecnicamente, chiamiamola scioglimento dei ghiacciai. La Val d'Aosta, che siamo andati a verificare appunto all'interno di quel viaggio, ha visto sparire nel corso di 20 anni 36 ghiacciai su 216, e molti di questi non sono ancora spariti, ma la riduzione totale, come possiamo vedere da queste immagini, lo è. Questa è un'immagine presa dall'elicottero che mi aveva portato appunto di un ghiacciaio sotto il Monte Bianco, questa è un'immagine di un ghiacciaio
nelle Alpi centrali, in Lombardia, e si può vedere come dall'estate 2019 all'estate 2020 si è ridotto. E questa è la condizione dei ghiacciai. Abbiamo raccontato come, tra l'altro, il ghiacciaio è vita, perché il ghiacciaio è acqua. La pianura padana è nata dai ghiacciai. Queste sono foto che abbiamo appunto rifotografato all'interno di una mostra del Castello di Bardi in Val d'Aosta. Nella stessa stagione estiva, a distanza di qualche decennio, ecco quello che sta avvenendo. In alto come era all'inizio del Novecento, adesso com'è, e insomma si vede drammaticamente. Impressionante. Dicevo, è impressionante, la pianura padana è nata dall'acqua, no? È nata dai sedimenti trasportati dai fiumi che arrivavano dalle Alpi, è di carattere sedimentario, e la pianura padana ha bisogno dell'acqua dei monti per vivere. Noi abbiamo bisogno dell'acqua per vivere, senza acqua non viviamo più di qualche giorno, ma anche la nostra economia. Quindi non stiamo parlando di che belle le montagne, stiamo parlando dell'essenza. Non c'è nessuna visione idilliaca in tutto questo, anzi lei è partito Ferrazzi, siamo partiti dalla montagna perché lo stato di salute delle terre alte è importantissimo, è cruciale, da lì dipende tutto il resto. L'acqua poi scende a valle, molto banalmente, è la montagna che disseta la pianura. Anche dal punto di vista economico. Il tema che spesso abbiamo svolto del suolo, del consumo di suolo. Altro tema drammatico, perché noi viviamo in una terra meravigliosa, il Veneto, di cui siamo assolutamente orgogliosi, una delle terre e delle regioni più belle al mondo, più ricche di biodiversità, con ecosistemi unici, con sistemi culturali, architettonici veramente straordinari, però viviamo anche all'interno di un territorio che vede uno dei maggiori consumi del suolo. Abbiamo dimostrato con questi dati dell'ISPRA come il Lombardo-Veneto siano le due regioni d'Italia a più alto consumo del suolo, e questo consumo del suolo sta continuando nel tempo. Questo è il dato assolutamente drammatico, con tutte le conseguenze negative che questo comporta. Chi è che non si rende conto? Ma non si rende conto una parte, per fortuna ormai minoritaria, di speculatori economici, che immaginano di fare i soldi velocemente sulla testa delle comunità, dei sindaci, degli amministratori, e magari a volte anche nell'inconsapevolezza di alcuni di questi. Che però hanno ancora potere di incidere, evidentemente. Hanno potere di incidere, io ho potuto verificare con mano anche nella mia attività al Senato quante sono le forze, speculative del nostro Paese. Speculative intendo quella parte dell'economia che è un'economia fondamentalmente parassitaria, non la gran parte dell'economia che è quella degli imprenditori, dei lavoratori e di coloro che appunto attraverso l'impegno del lavoro creano ricchezza, benessere e sviluppo sostenibile. Esiste anche una parte dell'economia che è un'economia predatoria oggettivamente, che è un'economia che impoverisce i territori, impoverisce i lavoratori, e questa economia va combattuta perché poi come si dice, per eterogenesi dei fini, è l'economia che finisce per indebolire il mondo dell'economia e del lavoro stesso, no? Questo è il tema. Consumo di suolo, un suolo che però non sta bene, è inquinato. Ci siamo soffermati più volte in diverse puntate sul tema dei PFAS, che in Veneto ha un peso specifico. Sì, i PFAS sono in tutto il mondo, ma certamente nella nostra regione lo sono in modo particolare. Noi abbiamo nel Vicentino, è stato creato un inquinamento da parte dell'azienda Miteni, che le Nazioni Unite hanno definito essere il più grande inquinamento ambientale nella storia d'Europa. A Vicenza è in corso un processo per avvelenamento o disastro ambientale. E almeno 350.000 veneti, donne, uomini, bambini, sono stati contaminati da queste sostanze che ormai la scienza ha riconosciuto essere fortemente nocive per la salute umana, e la grande falda acquifera che è sotto queste tre province, Vicenza, Padova, Verona, che è la seconda più grande falda acquifera d'Europa, è profondamente inquinata. È un dato drammatico. Io ebbi modo di affrontarlo direttamente da vicepresidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle ecomafie, e ebbi modo di affrontarlo da relatore della legge che voleva porre dei vincoli, dei limiti anche nel nostro Paese. Ho toccato con mano anche quali sono gli interessi di alcuni
grandi aziende a livello multinazionale che appunto immaginavano di fare affari sulla testa delle persone, e ci siamo fortemente opposti, e in questa trasmissione abbiamo raccontato i fatti come sono, perché tutti i veneti devono sapere, e non solamente i veneti naturalmente, come stanno le cose, perché la salute umana viene prima di tutto. Qualità della terra, qualità del suolo, qualità dell'aria, i cambiamenti climatici più in generale hanno degli effetti e stanno avendo degli effetti anche sulla salute dei singoli e della collettività. È un tema sanitario, un tema pubblico. A tal proposito risentiamo le parole, un concetto espresso nel corso di una delle 45 puntate da parte di Paolo Regini, il professor Paolo Regini, un pediatra di chiara fama, che è presidente della sezione veneziana dell'ISDE, che è l'Associazione dei Medici per l'Ambiente. Sentitelo. Malattie cardiovascolari, quindi parliamo di infarto, parliamo di ictus, parliamo di arteriosclerosi, quindi diciamo tutte malattie che colpiscono la popolazione di una certa fascia di età, soprattutto sono prevalenti soprattutto negli adulti e anziani. E poi malattie respiratorie, queste invece colpiscono sia le persone anziane, quelle che hanno bronchiti croniche, e colpiscono anche molto i bambini, perché i bambini hanno una prevalenza di malattie respiratorie abbastanza alta. L'asma è molto diffusa soprattutto nelle nostre zone, circa un 13% dei bambini è affetta da asma, e vengono peggiorate dall'inquinamento in maniera assolutamente importante. Malattie renali che sono soprattutto dovute a quello che diciamo in forma indiretta, quello che ingeriamo in seguito all'azione del cambiamento climatico, e poi le malattie neurologiche, perché questi inquinanti non colpiscono solo il sistema cardiovascolare e il sistema respiratorio, ma colpiscono anche il sistema nervoso. C'è un aumento delle malattie infettive perché questo clima secco, questo clima asciutto fa sì che girino più polveri, e quindi anche quello che è contenuto nella polvere si disperde di più nell'aria. In più ci sono anche dei batteri particolari emergenti che sono proprio legati a questo clima mutato. E diabete per quanto riguarda insomma, le alterazioni, fa parte delle alterazioni metaboliche che sono legate sempre al... Quello che mi colpisce, perché restiamo sul cartello, uno se lo aspetta, cardiovascolari, respiratori, renali, anche se appunto adesso ci spiegherà bene qual è la relazione, già l'ho un po' spiegato. Quello che mi colpisce è ad esempio il rischio parti prematuri, addirittura ansie e depressione. Sì. Rischio parti prematuri perché riguarda diciamo che mette a rischio la salute delle donne gravide con un aumento dello stress, insomma legato anche al sovraccarico circolatorio, disturbi respiratori, quindi questo fa sì che la gravidanza fa più fatica ad arrivare a termine, e magari nascono anche più bambini non solo prematuri ma anche di basso peso. L'ansia e la depressione, quella è legata proprio al clima, cioè il clima, la preoccupazione, la difficoltà di vivere, la difficoltà di muoversi, la difficoltà di respirare, di dormire. Ecco, quindi gli effetti si toccano con mano del cambiamento climatico, questo è il tema, senza cadere in facili allarmismi. Beh sì, non sono allarmismi, questi sono dati scientifici. Il dottor Regini è uno dei massimi esperti, appunto come presidente veneziano di un'associazione a livello internazionale. Ma d'altronde lo vediamo, parlava il dottore di malattie respiratorie, lo vediamo anche in questi giorni, no? Quanti sono le persone anche che conosciamo attorno a noi affette da bronchiti che durano da giorni, da tosse, da febbri strane anche durante i mesi caldi, insomma sta oggettivamente cambiando, e l'aggravante è l'inquinamento, perché l'inquinamento, l'abbiamo dimostrato ampiamente nel corso di molte puntate, che è concentrato in maniera preponderante nella pianura padana, sta colpendo la salute, che la salute è la cosa più importante che abbiamo, che va difesa in ogni modo, attraverso la prevenzione e poi quando ci ammaliamo attraverso un sistema sanitario nazionale pubblico che deve essere preservato. Questa è la fotografia.
È una fotografia che abbiamo scattato in 45 puntate. Chiaramente oggi stiamo facendo una sintesi estrema. Una fotografia allarmante, diciamocelo Ferrazzi. Però ci possono essere gli strumenti, ci devono essere gli strumenti e da questo articolo della Costituzione può partire, diciamo così, la rivoluzione, ed è in parte partita. Ne avevamo parlato in questo studio anche con il professor Antonini, giudice della Corte Costituzionale. Che cos'è questo articolo? Ce lo ricordi, Ferrazzi? Beh, questo è l'articolo che ha modificato la Costituzione, la parte in grassetto in particolare, ed è la prima volta nella storia della nostra Costituzione che è stato modificato uno dei primi 12 articoli, quelli che costituiscono i principi fondamentali. Io ho avuto l'onore e l'onere di essere nella commissione dei 9 che ha fatto l'accordo politico, ha scritto il testo e poi portato in aula per il voto, sia al Senato che alla Camera. E questa modifica della Costituzione tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, no? Quindi l'ambiente è come l'habitat dove nasce la vita e bisogna aver cura dell'ambiente, perché in un ambiente malato l'uomo non può essere sano, come disse il Papa durante il Covid. È una cosa lapalissiana, ma bisogna ricordarcela. E poi la tutela delle future generazioni, anche degli animali, e la tutela della salute con la modifica dell'articolo 41. Cioè, vede, questo ha avuto è stata davvero una rivoluzione. Il professor Antonini, come ci ricordava lei adesso, che è stato nostro ospite, giudice della Corte Costituzionale, aveva anticipato quanto questo impatto sarebbe stato determinante, e proprio la scorsa settimana c'è stato un importantissimo pronunciamento della Corte Costituzionale, che per la prima volta, di fronte a un decreto del governo del 2023 a Priolo, su delle fabbriche, delle grandi industrie del petrolio, è intervenuto dicendo: le fabbriche devono tutelare i lavoratori, la sicurezza dei lavoratori, l'ambiente e la salute delle persone che vivono attorno, per cui sono obbligate in un tempo ristretto, non più di 36 mesi, a compiere tutte le modifiche a tutela di questi interessi, perché questi interessi, dice la sentenza, sono esplicitamente previsti nella nostra Costituzione con la modifica dell'articolo 9. Quindi questo articolo 9 modificato è stato calato a terra, no? Come ed si è dice. l'inizio, ed è l'inizio. Ed è l'inizio. Concetti questi che poi sono stati svolti anche sul piano internazionale, necessariamente, perché l'aria non ha confini, l'ambiente non ha confini, quindi servono strumenti internazionali. Nei mesi scorsi si è registrata la COP28, ne abbiamo parlato a lungo e ne abbiamo parlato con uno dei protagonisti, l'ex ministro Enrico Giovannini, uno dei massimi statisti a livello italiano. Sentite Giovannini. La scelta per rinnovabili e efficientamento energetico è una scelta conveniente sul piano economico. Quindi chi dice i costi, ma come facciamo, eccetera, eccetera, dice che non vuole andare verso il mercato che già adesso premia le imprese che vanno in questa direzione, come i dati Istat dimostrano. Quindi rallentare non solo è contrario agli accordi che il governo ha preso, non solo è contrario al riconoscimento della nostra colpa storica, ma è anche antistorico. Ultimo elemento è che l'Europa, da questo punto di vista, ha visto rafforzato il concetto con cui il Green Deal è stato avviato. Il Green Deal europeo non è una politica ambientalista, anche se dovrebbe ridurre drasticamente i 300.000 morti all'anno che abbiamo in Europa, 52.000 in Italia, a causa dell'inquinamento. E questo è solo responsabilità nostra, non certo di Cina e di India. Dicevo, ha scelto di andare in questa direzione perché lì è il futuro. Quindi bene le politiche europee che spingono in questa direzione, che forniscono fondi per fare transizione, che l'Italia dovrebbe rafforzare in questa direzione, piuttosto che appunto dire no, tutto questo è una fantasia, è ideologia, e invece tutti i paesi stanno andando in questa direzione e se noi non ci andiamo resteremo indietro, ma sarà colpa nostra. Così diceva Enrico Giovannini qualche mese fa. Poi la campagna elettorale per le europee, insomma,
ha svolto più volte il tema del Green Deal, della svolta verde, della transizione ecologica, non sempre con i termini e nei modi appropriati. Però al di là di questo, no, all'inizio abbiamo scattato la fotografia è preoccupante, ma gli strumenti ci sono e ci sarebbero. Quindi le problematiche, le criticità possono diventare opportunità. La campagna elettorale è campagna elettorale, poi al di là di quello che viene detto, spesso purtroppo chiacchiere che vengono dette, le questioni restano. E la questione vera è che la transizione ecologica, ha profondamente ragione Giovannini, è un grande piano di politica industriale per il benessere, per la crescita, per lo sviluppo sostenibile, per star bene, per creare posti di lavoro. E l'abbiamo già detto dimostrandolo con i dati durante questa trasmissione, che noi abbiamo due modi come Paese di porci dinanzi alla transizione in corso, che piaccia o non piaccia, è un dato di fatto a livello mondiale. O la subiamo e ci impoveriamo, o la guidiamo e ci arricchiamo. E non c'è una terza via. E in aggiunta a questo è di ogni evidenza che siccome la competizione a livello mondiale è di dimensioni così elevate, i singoli stati nazionali da soli non possono fare nulla e allora la minima dimensione per creare benessere per i nostri cittadini è quella europea e quindi serve una politica europea davvero di trasformazione del sistema economico. Perché vede, questo è quello che stanno facendo gli Stati Uniti con piani industriali di aiuto, di agevolazione anche pubblica enorme e grandissimi investimenti privati, questo e soprattutto nella transizione digitale. Questo è quello che sta facendo la Cina, soprattutto sulla transizione ecologica. Dobbiamo evitare di essere a notte schiacciata dall'una parte e dall'altra. Questo è molto interessante perché le due sfide cruciali adesso per il mondo dell'economia sono la transizione green, la transizione ecologica e la transizione digitale. In questo mare magnum della transizione digitale ci sta dentro la robotica, ci sta dentro soprattutto l'intelligenza artificiale, quindi siamo di fronte a dei temi che devono essere in qualche modo governati. Che abbiamo affrontato, noi siamo andati proprio nella sede, abbiamo trasmesso in diretta una puntata dalla sede del Tecnopolo di Bologna, dove ha ospitato uno dei più grandi computer, i più potenti computer del mondo, e con il presidente, che poi è stato anche il nostro ospite qui, e il direttore scientifico, abbiamo dimostrato come appunto ci sia bisogno di investire nella digitalizzazione, nell'infrastruttura della digitalizzazione e nell'intelligenza artificiale a servizio del benessere della collettività. E abbiamo dimostrato come in Italia ci siano le basi per farlo. Ci sono le basi della conoscenza. Esatto. Che bisogna mettere a sistema con i grandi finanziamenti europei. L'Italia da sola non ce la può fare, tanto è vero che quel supercomputer, che è costato centinaia di milioni di euro e che verrà cambiato tra 3 anni, è stato fatto fondamentalmente con i soldi dell'Unione Europea. E l'Italia non ce la può fare da sola, e questo lo hanno detto un po' tutti anche nella campagna elettorale, se parliamo di migrazioni. Altro tema connesso ai cambiamenti climatici, perché sempre di più le migrazioni si faranno sulla base dei cambiamenti climatici. E di questo abbiamo parlato anche con Marco Minniti, già ministro all'interno, una persona sempre molto franca, e Minniti qui da noi ha espresso dei concetti davvero importanti e strategici. In una fase in cui il mondo sarà sempre di più caratterizzato tra cooperazione e competizione. La competizione nei prossimi 20 anni non sarà cancellata dal pianeta e il rischio che possa succedere un evento casuale che possa provocare conflitti drammatici purtroppo non possiamo escluderlo. Ma appunto per questo, mentre prendiamo atto che la competizione non sarà cancellabile, dobbiamo sviluppare gli spazi di cooperazione. E a mio avviso ci sono 2 grandi temi su cui bisogna concentrarsi. Il primo è il cambiamento climatico. Il cambiamento climatico dovrebbe essere, tra virgolette, l'elemento fondamentale su cui costruire gli spazi nuovi di cooperazione nel mondo, chiamando a collaborare naturalmente il sud del mondo, che oggi è il principale protagonista di questa sfida, insieme con l'Occidente. L'altro deve essere la lotta al terrorismo. Noi non possiamo pensare di costruire, tra virgolette, il mondo perfetto. Dobbiamo comprendere che dentro questo mondo agitato da cooperazione e competizione
il compito oggi dell'Occidente è quello di costruire maggiori spazi di cooperazione e il cambiamento climatico, a mio avviso, può essere un punto di partenza. Dovremmo cioè incominciare, per utilizzare una frase che ha detto prima Ferrazzi, dovremmo incominciare a fare assemblee di condominio avendo anche un saggio e giusto diritto che giustifichi e soprattutto regoli il condominio. Regolare il condominio. Ferrazzi, mi perdoni questo riferimento di cronaca, ma è giusto farlo, no? Mutilato e abbandonato, morto il bracciante indiano a Latina, perché poi parliamo di questo, quando parliamo di migrazioni, di economia, di lavoro, di manodopera che non c'è, di manodopera che magari c'è ma viene pagata poco, è tutto connesso. Parliamo di ansie, di persone in carne ed ossa, di persone che rischiano la vita, di paure, di angosce. Parliamo di una bambina di 10 anni che la scorsa settimana è stata salvata per un pelo da un naufragio nel quale è morta papà, mamma e sorellina più piccola. Parliamo di queste cose qui. La prima causa delle immigrazioni oggi al mondo è già la siccità. D'altro canto sa, l'Africa nel 1950 aveva 250 milioni di abitanti, nel 2050 ne avrà 2,5 miliardi, cioè avrà moltiplicato per 10 la popolazione. Se immaginiamo di far fronte a questi eventi epocali con le barchette più o meno nel Mediterraneo per bloccare i flussi o qualche progetto a livello internazionale di collaborazione tipo quello con l'Albania, non abbiamo capito nulla. Il problema è modificare il modello di sviluppo, il problema è aiutare l'Africa a svilupparsi anche attraverso la collaborazione. Allora, per esempio, da questo punto di vista c'è moltissimo da poter fare. L'Africa ha un grandissimo potenziale, lo diceva Minniti. C'è la possibilità, per esempio, di modificare il sistema energetico nazionale italiano con una grande collaborazione con la piattaforma del Nord Africa. Chiudere i gasdotti nel tempo e aprire gli elettrodotti. Non il gas da paesi pericolosi, non certo democratici come l'Albania e la Libia, ma invece l'energia elettrica prodotta attraverso il sole nel Nord Africa, e l'hub a questo punto diventa l'Italia che può rivenderla a tutta Europa. Quello che stanno già facendo tra Australia e paesi del sud-est asiatico. Non è fantapolitica, è costruire un mondo migliore che faccia poi la nostra convenienza anche. Per mettere insieme tutto quello che ci siamo detti, chiuderei con le parole del cardinale Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, anche lui nostro ospite, che ha riportato le preoccupazioni del Papa proprio sul tema del cambiamento climatico. Papa Francesco, che è stato poi recentemente in visita in Veneto in ben 2 occasioni, a Venezia prima e a Verona poi. Sentite Zuppi. È preoccupato tanto che nella Laudate Deum dice attenzione, sono pericolosi quelli che dicono non c'è problema, perché lo dicono per altri interessi e non vogliono così rendersi conto che ancora forse siamo in tempo a fermare alcuni processi, e se non lo facciamo, ripeto, il problema non è che uno perde qualche cosa, è che l'uomo non può più vivere, che la persona non può più vivere, che roviniamo il creato, e l'uomo rovina il creato, sì, certo, lo rovina perché lo sfrutta, e c'è una dissennatezza perché roviniamo e togliamo a chi viene dopo. Non è che le certe riserve, se ce le prendiamo tutte quante noi, chi verrà dopo non ce l'avrà. E neanche molto, non è che siccome ci hanno impiegato milioni di anni per formarsi, non abbiamo milioni di anni per aspettare che ce ne siano altrettante. Come vogliamo viverci in questa casa? Credo che ancora abbiamo molto da scegliere, da capire, da vincere anche appunto il negazionismo, e da scegliere degli atteggiamenti, degli stili di vita, dei cambiamenti economici che possano permettere a questa casa comune di sopravvivere e di garantire a chi verrà dopo, che abiterà dopo noi la casa comune, di averci una casa e non un deserto. Il messaggio è insomma... Una casa e non un deserto, mi sembra una buona sintesi. Allora ci lasciamo con questa sintesi, ma solo per questa stagione, perché l'appuntamento con i temi dell'ambiente e della sostenibilità ritorna quando, Ferrazzi?
Ma adesso ci prendiamo un po' di pausa estiva, anzi cogliamo l'occasione per fornire ai nostri telespettatori i migliori auguri per una serena estate, speriamo. Oggi è proprio il primo giorno dell'estate, quindi speriamo sia un'estate di pace, anche di serenità e di riposo per quanto possibile. Noi ci troveremo di nuovo in settembre e in settembre cominceremo una nuova avventura accompagnati da straordinari personaggi come abbiamo fatto in quest'anno, innovativa, interessante, molto calata nel territorio per raccontare certamente i grandi cambiamenti che stanno avvenendo nel mondo, ma poi per calarli nel territorio e per raccontare come spesso dal territorio del Veneto, del Triveneto, nascono le migliori risposte. Quindi appuntamento a settembre. Certamente. Buona estate Andrea Ferrazzi, grazie ovviamente per questa carrellata e io vi ringrazio per l'attenzione, ma non è finita, perché subito dopo di me entrerà Alice Montagnier che parlerà della 38esima mostra dell'artigianato di Feltre. Lo farà con Nicola Maccagnana, Samuele Spada, Federica Preto e Stefano Mariec del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Insomma, rimanete con noi, continuiamo a parlare di territorio. Grazie davvero per l'attenzione.